Era dal 2012 che sull'altopiano dei Sette Comuni non si verificava un incidente di caccia. Protagonisti sono padre e figlio, entrambi di Asiago, rispettivamente di 61 e 25 anni. Si trovavano nei boschi in zona Barental ed erano già sulla via del rientro dopo essere usciti di buon mattino. Il loro cane avrebbe segnalato la presenza di selvaggina ed entrambi si sono appostati preparando l'arma per colpire. Il padre, convinto di sparare alla preda, ha invece colpito il figlio con una scarica di pallini che lo ha investito in un'ampia zona del corpo dal torace alle cosce. Il 25enne infatti si sarebbe spostato dalla zona in cui il padre riteneva si trovasse. Essendo vicini alla vettura con cui erano arrivati a caccia, sono saliti entrambi arrivando di corsa all'ospedale di Asiago. Qui il personale sanitario del pronto soccorso ha estratto i pallini, medicando le ferite al giovane che non sono state giudicate gravi. Per ulteriori controlli che escludessero altre lesioni e complicazioni, il 25enne è stato portato subito all'ospedale San Bassiano, dotato di strumentazioni più sofisticate per questo tipo di verifiche. Il ragazzo è stato quindi ricoverato per dare modo ai medici di tenere sotto controllo eventuali infezioni che dovessero svilupparsi. Il quadro clinico del 25enne appare complessivamente rassicurante, ma ora a rischiare è il padre, sul quale è stata aperta un'inchiesta.